Agrigento domani venerdì 19 novembre al Circolo Culturale Empedocleo in via Atenea alle ore 18:15 debutta la quinta stagione del Teatro da Camera con la direzione artistica di Giuseppe Adamo e di Mario Gazziano. In scena lo spettacolo umoristico e brillante Due dozzine di rose scarlatte di Aldo De Benedetti e con Rosa La Franca, Lillo D'Aleo, Maria Fantauzzo e Giuseppe Gramaglia che ne cura anche la regia. Ascoltiamo in proposito lo stesso Mario Gazziano. Prende il via domani, venerdì 19 novembre, la quinta rassegna stagione Teatro da Camera 2021-2022. Finalmente, dopo un anno e mezzo, ritorniamo alla sala del teatro del Circolo Empedocleo, un'iniziativa tra le più importanti di quelle organizzate nel nostro territorio, perché rappresenta una programmazione in continuità per circa 8-9 mesi con moltissimi spettacoli, tutto da 8-10 spettacoli, con cadenza mensile, con uno specifico logo, Teatro da Camera, Teatro di Cultura, di intrattenimento e di divertimento. Infatti il cartellone è ricchissimo di autori nazionali e internazionali, da Aldo De Benedetti, uno dei più grandi autori umoristici degli anni 60-70 della drammaturgia italiana, poi a Jean Cocteau, a Plauto, ancora alle parole e alle scenette di Antonio De Curtis Totò, e ancora con i brani di Prévert. Insomma, un arco di proposte drammaturgiche di grande interesse culturale ed intrattenimento. La specificità della stagione del Teatro da Camera che coinvolge moltissimi tra i più importanti artisti territoriali, circa 150 artisti, si proporranno sulle pedane del Circolo Empedocleo con le performance sceniche che vengono preparate lungo il corso dell'anno. Un'iniziativa di grande successo promossa dal Circolo Empedocleo, circolo storico, culturale Empedocleo di Agrigento, con la presidenza di Giuseppe Adamo e con il coinvolgimento pieno del Pirandello Stable Festival che io dirigo da più di 20 anni. Il primo spettacolo inaugurale di questa stagione 2021-2022 è uno spettacolo godibilissimo, di grandissimo ritmo, di grandissima, come dire, coinvolgimento del gusto umoristico e del teatro, un po' dell'equivoco all'Apedo francese. I protagonisti di questo spettacolo sono i protagonisti del Teatro Stabile del Teatro da Camera, Rosa La Franca, Lillo D'Aleo, Maria Fantauzzo e Giuseppe Gramaglia. L'adattamento della commedia, che in origine di 3 atti l'ho realizzato io riducendo lo spettacolo in forma di unico atto di una durata di circa 1 ora e 15 minuti. La regia è di Giuseppe Gramaglia, che si propone come regista abile e veramente ricco di trovate. La direzione artistica naturalmente di Giuseppe Adamo e di Mario Gazziano.